Buonasera, come abbiamo già sentito dai titoli, oggi hanno fatto la loro apparizione in città i minibus. Vediamo questi due servizi di apertura. Questa mattina è aperta l'operazione Pollicino, siamo riusciti a salire anche noi sul mini autobus che questa mattina sono stati letteralmente assaliti. Ci sono diversi pareri favorevoli per l'iniziativa ma anche pareri contrari, sentiamoli. Dai tre capolinea arrivano pareri discordi. Il primo, quello della stazione ferroviaria, ha dato esiti negativi. Astro che combina qua, c'è mezz'ora che siamo qui ad aspettare il 7. Noi altre persone anziane ci fanno scendere da un bus, ci fanno andare a piedi o se capita questo qua. Insomma un disastro, compagno, io non è mai visto. Quindi lei non si trova, non d'accordo? Per carità, no. Secondo me c'è più traffico anche con le macchine in questo caso. Io sono venuta in macchina e poi guardi, non si veniva più avanti. Non ci si trova? No, per niente, perché aspetta uno, aspetta l'altro e il tempo passa, è inutile di dire. Mezz'ora ci ho impiegato da San Lazzaro ad arrivare alla Piazza del Grano. Gli autobus, questi mini autobus andrebbero tolti a Capitolo Ero e andrebbe normalizzato il traffico con gli autobus che c'erano prima, perché siamo qui, c'è della gente da oltre mezz'ora a Capitolo Ero che aspetta il numero 7 dalla stazione. È una roba vergognosa e schifosa. Stati esperimenti, si va a farli a Milano o a Torino, no qua. È un'ora che aspetto il 3, un'ora che sono qui. Speriamo per domani meglio. Forse oggi è perché c'è mercato. Sì, confusione il primo giorno penso sia. Perché il primo giorno. Comunque lei ha fiducia in questo progetto? Sì, io spero e ho fiducia. Molto più entusiasti invece i passeggeri che sono arrivati a Foro Boario, dove anche grazie all'ampio parcheggio disponibile il progetto minibus è pienamente riuscito nel suo intento. Come si è trovato allora con il minibus? Oddio, sarà un periodo di prova e quindi darà l'esito che darà, però mi sembrano piccoletti, perché quando sarà quel flusso di gente non so se sarà in grado di portare tutta quella gente che necessita portare, ecco. Lei come si è trovata, signora, con il minibus? Benissimo. Sì, è una soluzione buona secondo lei? Sì, senz'altro, perché prima di tutto si arriva qui dove abbiamo il parcheggio. Non poteva fare di meglio per noi che veniamo da fuori. E abbiamo sempre la macchina qui, vede. Per me va bene, ok. Il servizio è ottimo perché il parcheggio è qui vicino, quindi. Comodo, bellissimo. Noi veniamo dalla città adesso e farla a piedi è lunga, mentre adesso siamo contenti comunque, grazie. È stato invece sdegnato il capolinea dell'ex APN, rimasto praticamente vuoto per l'intera giornata. Un risvolto che gli organizzatori del progetto minibus avevano messo in preventivo, vista la scarsa conoscenza della disponibilità del vasto parcheggio a poca distanza dal centro. E insomma, questo primo giorno ha dato esiti decisamente contrastanti, ma l'esperimento continua per l'intera settimana. Poi si potranno tirare le giuste somme.